Bella raga, ciao a tutti, dal Comendone Veneziano. Fioi, oggi è la giornata di Venezia-Inter. E abbiamo la maglietta arrivata, che comunque dopo la vediamo anche nel dettaglio, negli acquisti di gennaio. Ma guardatela, bella come il sole di notte. Poi Gianpaolo, 20. E godo finalmente la maglia Cinar, cazzo. Che ce frega della A, che ce frega della B. Ma se c'ho la maglia di Cinar, godo come un porco. Stupenda, Cinar Spritz. Quindi oggi è partita un po' di tensione. Noi veniamo, cioè, come chiaramente godimento da questa. Perché è vero il Venezia, ma la squadra della mia città è Venezia, ma la squadra che mi sono scelto è l'AC Milan di Milano. Facciamo da cagare, ma Inter 2, Milan 3, Riyadh, 6 gennaio 25, Supercoppa. E godo. Quindi un trofeo del cazzo, ce lo siamo portati a casa come Milan, una Gazzetta dello Sport ce l'abbiamo come collezione, anche se mi fa piangere pensare che una volta le Supercoppe neanche le cagavamo, adesso invece sono coppe importanti, quindi fanculo, infatti abbiamo pareggiato col Cagliari, ma è malissimo per il Venezia ovviamente, ma adesso l'unico obiettivo è cercare il miracolo, un punticino contro l'Inter e poi deve cominciare il nostro campionato, perché la B purtroppo è dietro l'angolo, ha vinto anche il Lecce ieri, so cazzi. Però la speranza è l'ultima a morire. Dai ragazzi, il miracolo è difficilissimo ma ancora non impossibile. Raga, ci becchiamo più tardi. Ciao! Ragazzi, siamo qua alla fermata, la tensione è alta perché la partita è fondamentale, più che altro non tanto per l'avversario, nel senso che sappiamo che è molto più forte, però è chiaro che anche un punticino può portare tanto morale. No, fare un miracolo sportivo stile Supercoppa per il Milan, ma non è impossibile, l'Inter ha tante defezioni, anche noi, però dai, bisogna sempre partire positivi e sperare nel miracolo, perché appunto il calcio è bello per questo, che tante volte possono succedere queste cose. Vogliamo si finire. Si dio a scavare, se porta il forza da mettere a tazzetta. Raga, c'è un po' di gente, d'altronde era chiaro, tutto esaurito per oggi. E niente, stiamo aspettando la navetta che di solito arriva anche un po' prima, vediamo. Ok, però tutto esaurito oggi. O alla fine prendiamo il secondo perché è veramente pieno. Ancora una bella giornata, vai. Vai che andiamo. Via, dai Beppino. Vai che andiamo. Supporto digitale. Vai ragazzi. Tu la metti sotto così. Non ascoltare Marco. Sì. È vero, è vero. Lo bloccano sempre. Guarda, così, aspetta. Ti sei casata, dai. Vai che andiamo. Raga, oggi la sento, la veneziana e rosso-nera, oggi la sento. Vedo i colori nerazzurri, mi viene da incassarne. Eccoli qua, voglio anch'io l'album però. Chi mi dà l'album?
Tutti con l'album, eccoli qua. Eccoli qua. Mamma mia. Eccoli qua. Però pensa arrivare con la super coppetta così, se sto bene. Coppa del nonno? Sì. La coppa che non vuole un cazzo. Nostra super coppa. No, vale, dai. Sì. Pensa che non è vinta alla fine e che non ho mai partecipato. Certo, è vero. Giusto, giusto. La merda dell'Italia siete voi! Schifosi! Vai, Vardi, Vardi! Dumfries va in culo a tomare! Dumfries da merda! Comunque sembra che vedrò una partita tranquilla con partito in Spagna. Eccoli qua, la seconda squadra di Milano che si riscalda, guarda che belli! E adesso, nella foggia del vento, fuori la voce per i Vai! Con il numero 35, Filippo! Stankovic! Con il numero 4, Lei! Ites! Con il numero 6, Gianluca! Fusio! Con il numero 7, Francesco! Zampano! Con il numero 11, Gaetano! Oristanio! Con il numero 14, Hans Nicolussi! Caviglia! Con il numero 20, il capitano, Joel! Bojan-Palo! Con il numero 21, Ricky! Lado! Con il numero 33, Marin! Sberco! Con il numero 77, Michael! Ellerson! E con il numero 97, Isa! Dunghia! Allenatore Eusebio! Di Francesco! A disposizione con il numero 1 Ione, con il numero Dai Fioi! con il numero 5 Apt, con il numero 9 Fischler, con il numero 10 Yeboah, con il numero 17 Conte. Storica bandiera di Udinese, Roma e Milan. Grande ragno nero. Vai ragazzi! Lautaro! Vai in culo a Tamare! Grande! Vai in culo a Tamare! Oggi ci divertiamo. Dai ragazzi. Va bene, dai, va bene. Gol dell'Inter, 1-0. Era fallo su Ristanio qua! No, mica farà mai fallo neanche. No, no. Non daranno mai fallo. Queste squadre di merda qua. 1-0 Inter.
siamo morti. Dai, Fioi! Dai, provaci, dai! Corri, cazzo, corri! Dai! Va bene, dai, 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 dai! Dai, dai! No, non ci credo! No, non che credo, non che voglio credere. Ma mi spieghi che cazzo è successo? Parlo di bugia, forse. Ragazzi, purtroppo sto montando il video, ma certe parti non me le carica, quindi non ho fatto anche i saluti finali e tutto, quindi non lo so. Quindi vi saluto da qua. Niente, è andata male, purtroppo dobbiamo migliorare tante cose. O filotto o B, nel senso adesso dobbiamo vincere, cioè le prossime 3 partite dobbiamo fare 7 punti, meno di 7 secondo me è finita, perché siamo a meno 5 dalla zona salvezza e cominciano ad essere troppi, più di 5 è finita, dobbiamo vincere anche in trasferta, fare acquisti perché cioè, siamo corti e basta, insomma. L'Inter ha vinto, alla fine è andata così. Adesso non me ne sto montando il video, quindi se ci sono troppe offese per l'Inter mi scuso. Purtroppo l'enfasi tutto è solo sfottò e sport. Ho fatto vedere la partita poi con un carissimo amico interista, quindi è chiaro che sia così. E niente ragazzi, dal punto di vista Milan invece mi godo la Supercoppa, anche là disastro. E vediamo adesso che sono finite le feste e tutto, ci sarà un nuovo format dove ci sarà sia Venezia che Milan, ma vediamo adesso come impostarlo. Raga, un saluto dal comandante veneziano, vi lascio con le ultime immagini del ritorno con Venezia, che ecco, siamo penultimi in classifica, però la città è la più bella del mondo. Ciao! Dai,